l'emergenza pandemica ha fatto assolutamente emergere quanto sia importante e prioritaria l'assistenza alla persona. Quindi, quali sono le politiche in essere e quelle in cantiere per agevolare le famiglie nell'assistenza domestica dei loro cari? Che politiche facciamo noi in Veneto? Noi crediamo molto nella qualificazione. Crediamo che una figura che si occupi di cura, che entra nelle case delle persone, che si occupi di anziani o di fragili, debba avere più qualità, più caratteristiche, più formazione, non meno qualità, meno caratteristiche, meno formazione. Quindi noi stiamo facendo delle politiche orientate in tal senso, con chi? In particolare con chi si occupa di questo mondo, ovvero tutta la cooperazione. C'è una buona cooperazione che si struttura anche rispetto proprio all'accompagnamento di queste figure spesso straniere, che devono essere regolarizzate evidentemente, devono avere delle caratteristiche umane, psicologiche e anche formative, e quindi lo facciamo con questi mondi. Domina propone l'avvio di una compartecipazione della spesa economica, quindi famiglia, regione, nella gestione appunto dell'assistenza alla persona. Quindi la regione interverrebbe appunto nel pagamento del collaboratore laddove la famiglia non arrivi, naturalmente, sempre in relazione al valore ISEE. Questo è un chiaro gesto appunto per regolarizzare il settore. Lei cosa ne pensa di questo e qual è la prospettiva regionale in Veneto? Penso che sia un'ottima idea e sia una buona strada, perché ci sono due approcci della pubblica amministrazione, o in generale, insomma, della cosa pubblica: punitivo o di incentivazione, quindi predittivo, persuasivo, chiamiamolo come vogliamo, però il messaggio è quello: al di là del punire le irregolarità, che insomma io credo che vada letta oggi nel modo con cui Domina ci suggerisce, ovvero proviamo a far emergere anche con appunto l'utilizzo di un euro pubblico, dico un euro, ma insomma immaginiamo una sorta di dote, di accompagnamento, di voucher, di inserimento. Io li ho previsti per esempio nella fase della pandemia massima, quindi in questo anno 2020, quando l'Unione Europea mi ha permesso la riprogrammazione dei fondi europei, io ho inserito un voucher di conciliazione, cioè una misura che ovviamente era di utilizzo di risorse pubbliche a gestione e a regia regionale, che per essere attivato aveva evidentemente bisogno di avere dall'altra parte una documentazione, per quanto semplificata, però tracciabile. Ecco che così emerge il lavoro irregolare. È vero che oggi costa moltissimo, perché se pensiamo a una regolarizzazione per una famiglia di una persona, noi ci troviamo in questo grande imbarazzo. Un tempo, e Domina l'aveva fatto emergere in quel rapporto, credo fosse di 3 anni fa, quindi un mondo diverso, diciamo così, dove si vedeva anche la concentrazione del lavoro regolare, magari era nelle grandi città. Roma ne aveva un numero importante, Milano, comunque redditi alti, le famiglie che potevano permettersi la persona regolarizzata, magari non solo per la cura del fragile, ma semplicemente come assistente familiare, collaboratore domestico, avevano redditi alti, per loro era ininfluente o quasi la regolarizzazione. Poi c'è un mondo che ne ha necessariamente bisogno: hai l'anziano in difficoltà, devi lavorare, non vuoi metterlo in una casa di riposo che ha dei costi comunque altissimi, e anche perché io, guardi, se posso, credo che si debba ragionare di far restare nella propria casa le persone. Esatto. Che siano anziani, che siano disabili, e però dobbiamo dare un aiuto alle famiglie, perché non possiamo immaginare che questo, no, sia solo una volontà, una velleità molto umana, no? È anche un insieme di servizi. Allora credo che l'orizzonte sia questo, cioè sia quello dei voucher. Io l'ho visto in quel passaggio di riprogrammazione dei fondi europei. Era per lo più per quelle mamme che avevano bisogno di avere qualcuno che accompagnasse proprio il genitore anziano o il figlio minore, e credo che sia il giusto modo per far emergere il lavoro. Valuta la formazione degli assistenti familiari una garanzia per la professionalità e anche per il rilancio appunto della regolarizzazione? Sempre, io sono una convinta sostenitrice della formazione, sempre, ma non perché faccio l'assessore da 15 anni, o forse la mia competenza e la mia convinzione, o il convincimento che ho
per quanto concerne la fondamentale apporto della formazione in qualsiasi ambito professionale, ecco, mi rende tra i maggiori sostenitori di questa obiettivo, di questa teoria. Guardi, tutti i dati econometrici ci dicono che, oltre a quelli imposti dall'Unione Europea, per cui tutte le regioni saranno chiamate in questo momento a fare una programmazione 21-27, e trovo molto opportuno che voi focalizziate la vostra attenzione qui. Noi avremo importanti risorse legate alla formazione professionale, legate al Fondo Sociale Europeo. Gli obiettivi sono riduzione della povertà, aumento della occupabilità delle persone, e la cifra è la formazione, non l'assistenza pura. Quindi formazione vuol dire aumento delle competenze, maggiore conoscenza e consapevolezza, inserimento in una rete che poi, per quanto riguarda proprio una rete di welfare territoriale o sociale evoluto, non solo pubblico, noi dobbiamo interrogarci proprio su questo. Quindi io credo che le certificazioni, al di là del fastidio che si può provare per una certificazione, quando la premessa è che l'Europa ti impone una taglia ben definita, io però credo che sia un'opportunità legata proprio alla possibilità di aumentare la qualità di quelle persone, e anche il riconoscimento delle stesse in un mercato del lavoro. Nel welfare di secondo livello è prevista la possibilità di sostenere il lavoratore subordinato per l'assistenza ai propri cari, babysitter, anziani, anche non autosufficienti temporaneamente, come anche le colf. Quindi in un Veneto, appunto, delle grandi imprese, al fine sempre di sostenere un bilancio familiare nell'attività di assistenza alla persona, è percorribile un incoraggiamento nelle aziende della promozione del welfare aziendale? Guardi, se posso darvi un'etichetta da solo, io sono tra i più grandi sostenitori del welfare territoriale e welfare aziendale. Previdenza complementare, azioni di contrattazione di secondo livello, cioè tutto ciò che, diciamo, potrebbe essere ascritto a una maggiore cultura della partecipazione agli obiettivi. Quindi sì, io credo, io lo sto sostenendo moltissimo, sia sotto l'aspetto culturale che formativo, che di maggiore consapevolezza. Credo che ci debba essere dall'altra parte però un'azione fiscale che compete allo Stato, chiara e netta. Tutto ciò che investo in welfare territoriale o aziendale dovrebbe essere molto defiscalizzato, deve essere molto incentivato. Torniamo a quella cosa che ci siamo detti prima. Se tu vuoi modificare degli atteggiamenti, hai due strade: quella punitiva non mi sortisce grandi effetti, quella dell'incentivo e del convincimento, ci devo vedere un beneficio. Chiudiamo con una bella esperienza, un bel esempio. Recentissimo, quindi faccio presto, una mese fa circa, alcune aziende di un piccolo comune si sta interrogando, questo piccolo comune, della perdita di natalità, è un comune del Vicentino. La perdita di natalità, sapete da chi è interrogata, da chi è sostenuta come tematica importante? Uno direbbe la politica, no; la Chiesa, no; la scuola, no; le imprese. Le imprese si sono messe insieme e hanno deciso di creare un progetto, si chiama Giano, perché ha le due facce, e interverranno proprio con voucher per le famiglie che abbiano bisogno di un accompagnamento per il minore, un accompagnamento per l'anziano, per rendere più sereno il proprio collaboratore, quindi il proprio dipendente, il proprio operaio, quadro, non importa, che però ha la necessità di essere più sereno rispetto a dei bisogni che può avere a casa, contingenti o prolungati che siano. Queste aziende hanno deciso di mettere una parte del loro, quindi una X di percentuale, in servizi comuni. Ecco, vede, questa è l'impresa veneta. Ne ho citato uno, potrei citarne tante aziende importanti come Calzedonia o Luxottica, che fanno welfare aziendale di secondo livello, o il gruppo Mastrotto, che si occupa di disabili e ha costituito con un accordo con la regione per attuazione dell'articolo 14 della legge Biagi anche l'inserimento e il collocamento mirato non solo dentro le aziende ma dentro cooperative specifiche che prendono lavoro da queste grandi aziende e così accompagnano le persone. Se noi lasciassimo un po' più di flessibilità, dico semplificazione, sa?
però colpendo i cattivi e incentivando i buoni, così faccio semplice il ragionamento, noi avremo molto in Italia, per la nostra cultura cattolica, cristiana, per il nostro radicamento territoriale, avremo molte di queste esperienze.